Assieme ai colleghi capigruppo di minoranza abbiamo chiesto oggi che formalmente il Consiglio si pronunci per il ritiro dei progetti di legge che riguardano l'indipendenza del Veneto e per il progetto di modifica costituzionale che vuole lo Statuto speciale. Lo riteniamo un atto doveroso per liberare e sgombrare il campo da fraintendimenti, da confusioni che non aiutano il percorso che è uscito dalle urne del 22 ottobre, che è chiaramente un percorso nell'alveo costituzionale che vuole l'autonomia come stabilita dalla Costituzione e che non invece deve essere equivocato con l'indipendenza e con lo Statuto speciale. E in questo senso presenteremo al prossimo Consiglio una risoluzione da mettere al voto.